Una ventina di abitazioni di Contrada Sant'Anna a Favara sono rimaste al buio, senza corrente elettrica. Ignoti verso le 2 di notte hanno rubato circa 200 metri di cavi di rame. Stamattina si era pensato ad un guasto alla rete elettrica, invece l'amara scoperta che adesso costringerà qualcuna delle famiglie occupanti le case rimaste senza energia elettrica a fare ritorno nelle proprie abitazioni paesane. Ci resteranno almeno fino a quando la ditta che manutenta gli impianti elettrici non provvederà al ripristino e al riallaccio della linea elettrica. Il furto ha interessato 5 traliccetti. Il primo taglio è avvenuto in quello immediatamente dopo la cabina elettrica. Nello scorso mese di marzo, nella stessa zona, si era registrato un fatto simile. Allora furono depredati cavi in rame che andavano in una direzione diversa rispetto a quelli trafugati questa notte. Lascia di stucco pensare che il furto sia avvenuto in estate con le residenze estive occupate e che l'operazione non sia avvenuta in mezzo alle campagne ma nella via principale.